Amici del FVG Sport Channel, ben ritrovati, siamo Mega Intersport a Canestro, è partita anche la musichetta nel negozio qui al centro commerciale Città Fiera che ci ospita ogni settimana per parlare di basket regionale. In mia compagnia c'è Michela Trotta, ciao Michela. Buonasera a tutti. Che abbiamo richiamato, ma più che altro perché adesso è giusto che iniziate ad abituarvi alla presenza di Michela in trasmissione. Insomma Michela, sei lanciata nel mondo del giornalismo. Sì, oggi cominciamo a presentare. E allora do a te l'incarico e l'onore di presentare il nostro ospite di questa sera. Qui con noi stasera abbiamo Andrea Franco, gioca nella DNC, nell'Ardita Gorizia. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora Andrea, lascia pure il microfono a Andrea. Nel frattempo qualcuno ha tentato di uscire dal Mega Intersport senza passare per la cassa, non si può fare. Non è passata per la cassa l'Isogas Gorizia Ardita che ne ha presi 30, ho perso il conto, a Montebelluna, Andrea. Sì, diciamo che l'ultima trasferta a Montebelluna non è stata molto, è stata una trasferta impegnativa e l'abbiamo presa proprio con l'approccio sbagliato. Si vedeva che una squadra come Montebelluna, che arrivava da 4 sconfitte consecutive, aveva assolutamente più fame di noi di vincere e quindi diciamo che può farci bene anche una squadra giovane come la nostra a imparare insomma a tenere i piedi per terra e a giocarsela sempre con il massimo impegno, altrimenti non si va da nessuna parte. 93 a 62, 9-3-6-2 il punteggio, Isogas arrivava da 3 vittorie consecutive, Montebelluna, diceva giustamente Andrea, da 4 sconfitte consecutive. Lì onestamente non mi sarei aspettato un risultato di questo tipo, d'accordo? Giocarla ma proprio perderla così... Noi siamo arrivati finita male. Proprio con l'approccio sbagliato e fin dal primo minuto si è visto che non abbiamo difeso e se noi non partiamo con delle basi importanti in difesa, diciamo, non riusciamo neanche ad attaccare giusto. Cosa dire, Montebelluna è una squadra molto forte che secondo me non merita di avere così pochi punti in classifica. Chiaro che appena iniziato il campionato secondo me potrà dimostrare di avere molti più punti potenzialmente, diciamo, in classifica. Quindi speriamo adesso di riprenderci, di fare una buona settimana di allenamenti per poi ricominciare con un'altra intensità la prossima partita. Michela, tu sai perché abbiamo invitato Andrea, vero? Perché ha vinto la classifica della speciale graduatoria, insomma del canestro più bello della settimana precedente, una schiacciata sulla linea di fondo, poi vedremo anche la clip, ci sono anche le immagini. Andrea, poi chiaramente anche assieme a Michela insomma, cercheremo di scoprire il personaggio Andrea Franco. Sei tornato all'Ardita quest'anno, no? Sì, quest'anno. Da Colmons. Sei un prodotto dell'Ardita? Sì, ho fatto tutte le giovanili dell'Ardita praticamente, poi ho fatto 2 anni a Colmons in cui mi sono trovato veramente bene, per poi tornare all'Ardita quest'anno. Comunque sono rimasti in ottimi rapporti anche, devo dire, con la società di Colmons, tra cui adesso sto facendo ancora mini basket, che tra l'altro con il gruppo Scoiattoli di Colmons, parlando anche con la società, sono rimasto comunque in ottimi rapporti e continuo a collaborare, diciamo. Allora, mentre Michela riprende il microfono, andiamo a leggere i risultati della DNC Girone C. San Vendemiano Bertinoro 7566, Jadran Trieste Conegliano 6851, Padova San Marino 8262, Arzignano Oderzo 7257, Bassano Firenze 8459, Montebelluna Isogas, come detto, 9362 e Piani Bolzano Mestre 7063. Erano questi i risultati che vedono il Mestre in testa alla classifica con 10 punti, l'Ardita ne ha 6 mentre la Jadran ne ha 8. Ieri si è giocata, insomma in settimana si è giocata anche la partita di Serie A2 femminile tra Delser Udine e la Mercedes Alghero. Ha vinto la Delser. Michela, raccontaci com'è andata. Partita agguerrita, all'inizio la Delser è partita con un 5-0 di parziale che prometteva bene, le ragazze proprio hanno dimostrato da subito la loro superiorità rispetto alle avversarie. Il problema è giunto nel terzo quarto quando le avversarie guidate dalla ex Zanardi, che ha giocato qui a Udine pochi anni fa, hanno cominciato a segnare canestri importanti, hanno impresso il loro ritmo e sono arrivati fino a un 8-0 del terzo quarto. E il terzo quarto si è concluso appunto col più 11 delle avversarie e le ragazze di Coach Sinone hanno dovuto riaprire la partita negli ultimi 10 minuti. Sono riuscite a recuperare lo svantaggio grazie a canestri importanti, ma soprattutto nel finale sono riusciti con i tiri liberi di De Gianni e Pozzecco a raggiungere questo risultato importante. Alla fine hanno vinto di 6 punti, 56-50, e si sono portati a casa altri 2 punti in chiave classifica. Andrea Franco, di basket femminile sei afferratissimo, vero? Cioè tu sei... Sì, ok.
Michele, adesso a te la parola perché andiamo a scoprire il personaggio Andrea Franco. La prima domanda che ti verrebbe in mente di fargli qual è? Sappiamo che sei un fratello d'arte perché tuo fratello gioca a basket e ha giocato. Ciao. Raccontaci un po' la tua esperienza da fratello minore, come ti sei relazionato con questo fatto. Intanto io Sì. saluto Matteo che ci sta guardando probabilmente. Ciao Matteo. Sì, io ho avuto la fortuna di avere un fratello che mi ha iniziato allo sport del basket, che mi ha passato diversi interessi, tra cui quello della pallacanestro, e in questo momento lui gioca alla Falconstar a Monfalcone e stanno facendo veramente un gran campionato, hanno una rosa veramente molto folta e quindi credo che siano tra i favoriti. Ovviamente non voglio portare niente a nessuno, però diciamo che come potenziale la squadra di Monfalcone è tra le più forti in categoria. Sì, per il resto sì, come ho detto mi è passato diversi interessi e gli sono grato proprio di quello della pallacanestro, che è una delle mie passioni proprio principali. Falcone che è in testa alla classifica in battuta, 7 vittorie, 0 sconfitte in Serie C regionale. Michela, tu sei figlione, non mi ricordo? Ho un fratello anch'io che appunto mi ha sì, iniziato Vedi che a passare la passione per la pallacanestro quando ero piccola, sì. Vedi che ricordavo bene. Andrea, è chiaro che è semplice fare l'affronto, no? Perché magari Michela con suo fratello dice chi è più forte, io devo dire che è così. Chi è più forte tra te e Matteo, vabbè, non lo scopriamo, ma tra Falconstar e Ardita, se doveste giocare uno contro l'altro? È una bella domanda, sulla carta magari come completezza di rosa, avendo un playmaker di esperienza come la Ezza, che veramente in quella categoria potrebbe fare la differenza assolutamente ancora in C1. Secondo me sulla carta magari, come ho detto, come proprio numero di giocatori sono superiori, ma secondo me una squadra giovane come la nostra, con tanti giocatori con tanti punti nelle mani, secondo me se becca la giornata giusta anche a una corazzata come la Falconstar potremmo anche vincere, diciamo. Però è evidente che una squadra come Monfalcone anche in C1 potrebbe fare un ottimo campionato, se non vincere addirittura anche la C1. Quindi sì, questo è. Forse siamo sullo stesso piano, dai, però loro un pochettino più forti forse. Mi viene in mente che potremmo organizzare, non so, un trofeo. Viene lanciata una sfida. Beh, sì, ci sta. Una amichevole cena in palio a casa Trotta, potremmo fare così, cucina Trotta. In realtà, Michela, tornando alla 2 femminile, la Dels l'ha vinto, terza vittoria consecutiva, adesso però ci si attende il doppio confronto con Ginnastica e con Musa. Sì, il prossimo incontro è sabato prossimo a Trieste, appunto contro la Ginnastica Triestina, che è l'imbattuta del girone, che è riuscita a vincere tutte le partite finora disputate. Sarà una partita molto dura, soprattutto perché si gioca in casa loro al Pala Trieste, che comunque è un palazzetto molto importante. Vedremo come le ragazze di Coach Sinone reagiranno alla superiorità, forse adesso sulla carta si nota questo, delle triestine. Allora, Andrea Franco è qui perché ha vinto la classifica della settimana precedente. Birra a bacino per l'assist oppure tutta farina nel tuo sacco? Birra a bacino, assolutamente. Ok, quindi col canestro in schiacciata nella partita contro Arzignano eravate? Sì, Arzignano. No, quella prima era Arzignano. Sì. No, è giusto Arzignano. Arzignano, ok, l'importante è essere convinti. Adesso andiamo a vedere invece la clip di questa settimana con i canestri che insomma abbiamo scovato nella galleria video di FVG Sport Channel nel weekend, poi pubblicità e torniamo qui con Andrea Franco e Michela Trotta. Il rimbalzo ancora Lezza che cerca e trova Macaro da sotto, la fitta di Macaro che va a segnare Andrea Lunetta per un libero supplementare. Il pressing di Giannotta su Antena che prova a buttarsi dentro, in qualche modo cerca e trova la magata. Stewie Antena, primi 2 punti anche lui, bella magia, bravo Steve.
ed è rientrato intanto Alessandro Fantoni, altra tripla di Laezza, ancora una pazzia di nuovo con l'Atletica alla panchina, ma che giocatore è? Glielo Laezza di nuovo, 7:27 al termine, altra tripla per lui. Bravo Munari qui ad affrontare proprio Laezza, ancora un canestro, 15° punto di Munari. Per andare a un possesso di differenza. Principe per Federico Bellina, Fede batte la difesa, Federico Bellina, -2, time out per Lecco. Lecco 6-5, Gessà 6-4, 3 minuti, 27 secondi alla fine della partita. Andrea Piazza trova Mattias Principe, consegnato ancora per l'Architetto, blocco tante per Claudio Monini che riceve da oltre l'arco del 6,75, altro doppio blocco per Osman Goye, da 3 punti, Goye, va! Osman Goye, Udine +2, 6-5, 6-7. Lo stesso schema di prima, Claudio Monini, doppio blocco per Goye, da 3 punti Osman, va! È un marziano, Lecco, Osman Goye. Il 6 gennaio 1995 rinasce il mito dei Piombi a Udine, il locale dove trovi tutto quello che cerchi per passare una serata all'altezza delle tue aspettative. Nato come autentica birreria, i Piombi ha saputo modificarsi nel tempo per riuscire a soddisfare le mutate esigenze dei suoi frequentatori, dalle carni alle deliziose tagliate, dalla bruschetteria alla pizza, dal baby menù alle più svariate idee di insalate, senza dimenticare le paste della settimana, per chi decide di passare all'interno delle vecchie carceri del castello di Via Manin la sua pausa pranzo quotidiana. Birra e tanta voglia di divertirsi, i Piombi sono sempre aperti. È nato in Friuli Venezia Giulia un network di cliniche dentistiche low cost ma di alta qualità che ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria italiana. Progetto Dentale Apollonia, una struttura odontoiatrica con tariffe contenute che mantiene un'elevata qualità del servizio e che risponde sempre sulle prestazioni eseguite. Progetto Dentale Apollonia è a Gemona del Friuli, Udine, Villotta di Chions e a Ronchi dei Legionari. Con Progetto Dentale Apollonia la salute dentale è ora accessibile a tutti.
Seconda parte di Mega Intersport a Canestro, siamo al centro commerciale Città Fiera nel negozio Mega Intersport che ci ospita per parlare di basket. Andiamo a vedere la Serie C regionale, cosa è successo nell'ultimo turno, si è giocata la settima di andata, Monfalcone, Credifidu Cervignano 6-7-7-1, questa era la Pontoni Monfalcone PM 6-7-7-1, Fluid System 300 Falconstrano Falcone 5-8-7-8, UBC Latte Carso Udine Radenska Trieste 7-8-7-2, Geoclima Fogliano Alimentaria Goriziana 6-6-6-5, Trevisan Latisana Nord Caravan Orai 94-54, Quarantello inferto ai Naoniani, Ferraduce Romance Caldigare Centrosedia 8-4-8-8, Michelaccio San Daniele Servolana 8-8-7-1, Blue Service Fagagna Black San Dorligo 6-7-7-1 e Blue Energy Codolpo Don Bosco e Pinger Trieste 6-9-5-7. Questi risultati, come diceva prima Andrea, la Falconstar è in testa alla classifica con 14 punti, 7 vittorie e 0 sconfitte, in fondo alla classifica è Pinger Don Bosco e Nord Caravan Rorai ancora al palo. Io so che Michela Totta si è preparata tutta una serie di quesiti da sottoporre a Andrea Franco. Favorirei l'uno contro uno, chiamiamolo così. Siccome non conosco personalmente Andrea, volevo chiedergli un po' come ha iniziato la sua carriera sportiva da cestista, quindi volevo proprio ritornare agli arbori, quindi quando ha iniziato. Sì, ho iniziato a giocare a 6 anni, ho fatto praticamente tutte le giovanili d'Ardita, tranne un anno proprio prima ancora di mini basket che ero nella palestra di Lucinico, che mi ricordo mi aveva anche lì attraverso mio fratello, andavo a vedere gli allenamenti e poi mi fermavo a fare 2 tiri. Quella volta proprio c'era Roberto Pussi, il primo allenatore, proprio il primissimo allenatore, che saluto, che proprio mi ha portato poi da Lucinico all'Ardita, quindi ho fatto tutte le giovanili là, tutte le categorie praticamente, tranne una parentesi che ho fatto Under 21 alla Dinamo, che giocavo in C2 a Gorizia, ma giocavo poco perché ero giovane, però facevo anche Under 21 per fare esperienza e giocavo da Dinamo Gorizia, per poi fare appunto qualche anno di C2, poi ho fatto, dopo il campionato di 3 anni fa, sono andato a Cormons che era neopromossa in C1, abbiamo fatto il primo anno molto bene perché il primo anno Cormons siamo stati una delle rivelazioni, diciamo, del campionato. Con Andriola in panchina, tra l'altro, vero? Con Luca Cittadini in panchina. Certo. Andriola era andato a Spilimbergo, sì. Quindi poi il secondo anno Cormons è stato, diciamo, un po' più difficoltoso, ci siamo salvati con largo anticipo, ma diciamo avevamo la stessa squadra dell'anno precedente, e se l'anno precedente siamo andati bene ai playoff, mentre l'anno dopo, in più con l'arrivo di Max Moretti e Giulio Casagrande che è venuto anche con me all'Ardita quest'anno, diciamo ci siamo anche rinforzati, però abbiamo fatto un campionato un po' mediocre, diciamo. E quest'anno poi sono venuto all'Ardita, abbiamo iniziato male con 2 sconfitte, poi 3 vinte, bene, convincenti, e poi un cappotto a Montebelluna che, come ho detto, potrebbe anche aiutarci a rimanere umili. Però giornalisticamente parlando io interpreto la Falconstar è più completa di noi, vuol dire uguale, Presidente Falzari compra qualche giocatore, secondo me, non un lungo, un playmaker. Altre domande di Michela? Beh, tornando al rapporto con tuo fratello, ti è mai capitato di vivere, di aver paura di tradire le aspettative, vedere sempre un esempio davanti a te, magari non riuscire a uguagliarlo? Grande domanda. Buona domanda, sì. Diciamo che mio fratello è sempre stato più forte di me, perché abbiamo anche giocato contro, abbiamo fatto qualche anno contro in C2 e qualche anno contro in C1. Lui comunque per adesso ha fatto una carriera molto buona e quindi sicuramente al momento è superiore, diciamo, però anche le partite che abbiamo giocato contro mi ricordo che non c'era mai quella di sfottersi dopo a casa, no? C'era sempre quella, come dire, se io vinco non ti dico niente, ma tu la volta dopo che magari vinci contro di me non mi prendi in giro, no? Un po' così è andata. Però sì, non c'è rivalità tra di noi, lui mi ha sempre aiutato ed è stato, diciamo, anche un esempio per me, quindi sì, di questo lo ringrazio, cioè, come ho detto prima. Beh, adesso forse la domanda più difficile. Dimmi la tua miglior qualità, quindi la cosa che ti viene meglio secondo te. La schiacciata sulla... ma è qualità sportiva. Beh, diciamo che favorito anche dalle braccia lunghe, mi riesce bene la stoppata, diciamo, un buon tempismo, una buona coordinazione, però sì, la difesa è altro, non è la stoppata, ogni tanto in aiuto, è bello arrivare
ed evitare che il canestro che l'avversario faccia canestro, però la difesa parte prima, non è che puoi farti battere a fare affidamento poi sulle braccia, devi stare basso sulle gambe, come ti dicono gli allenatori, non farti battere, come ultima risorsa hai la stoppata, però come ho detto la difesa parte da altri presupposti, la stoppata è proprio l'ultima. Per il resto niente, cioè, me lascio agli altri perché non sono tanto bravo a descrivermi. E la partita invece che ricordi con maggior affetto, diciamo, quella che ti ha lasciato il ricordo più importante? Sì, in effetti proprio mi ricordo l'anno che giocavo poco, ogni giocatore ha in mente la partita che gli ha fatto fare, diciamo, il salto di qualità, che l'ha fatto un po' conoscere. Io mi ricordo una partita contro, era nella squadra di Trieste che c'era Pozzecco, era prima della Servolana dove giocava, al Santos che giocava, e mi ricordo che eravamo ai playoff con l'Ardita, che giocavamo ancora in Stella Matutina, e l'allenatore era Igor Marini, no? E ti dirò forse di più in differita su FVG Sport Channel, probabilmente forse, abbiamo qualcosa esatto. in archivio. Mi ricordo che ho giocato, mi sembra ho un ricordo un po' vago, ma mi ricordo bene perché è stata la partita che mi ha fatto vedere, come ho detto, anche lì perché sono entrato, ho fatto due buone giocate e da lì mi sono conquistato un po' la fiducia del mio allenatore che piano piano mi inseriva e da lì, diciamo, quella partita contro il Santos in Stella Matutina ancora me la ricorderò sempre perché è stata, diciamo, la mia prima partita giocata in categoria senior. Mi ricordo probabilmente di averla anche commentata, adesso andremo a cercare in archivio, ma mi sa che abbiamo qualcosa. Michela, il tempo sta per chiudere, hai ancora una domanda? Andrea ci ha fatto partecipi della sua vita da cestista e mi ha fatto conoscere un po' il mondo che magari è lontano dal basket femminile che ho sempre vissuto io. Tu, Andrea, maschio e femminile mai visto? Sì. Sono andato a vedere le ragazze di Fogliano perché conosco qualcuna, però per il resto, ad esempio, a Trieste non sono mai andato a vederla, mi fa piacere, ad esempio mio fratello è andato molto spesso e non mi ha mai portato, effettivamente glielo dico, perché non mi ha mai portato. Però ho visto qualche partita di Fogliano, ma le ragazze sono brave, devo dire, sono molto precise. Ok. Allora, prendiamo per buona questo commento di Andrea. Michela, siamo in chiusura. Andrea ha parlato della Falconstar dove gioca Matteo, suo fratello. Falconstar che ha vinto a Tarcento di 20 nell'ultimo fine settimana in anticipo televisivo di FVG Sport Channel. Ovviamente noi c'eravamo, oltre alla partita abbiamo sentito anche i protagonisti in campo, quindi tra un attimo le interviste, però possiamo chiudere la trasmissione, Michela. Sì, ringraziamo Andrea Franco che è venuto ospite qui da noi e rimandiamo il nostro appuntamento la prossima settimana qui al Mega Intersport per Mega Intersport a Canestro. Oh Andrea, mi raccomando, non un'azione sola, vogliamo vederti spesso negli highlights del basket, ok? Grazie a Michela, grazie a Andrea Franco, un saluto a voi, adesso intervista al termine di Fluid System Tarcento Falconstar, noi ci vediamo, come diceva Michela Totta, la prossima settimana. Quindi c'è la disamina finale di coach Lorenzo Bettarini. Un po' di rammarico c'è, non c'è, una gara importante condotta quasi sempre in vantaggio della Falconstar, una corazzata come detto dopo la prima frazione, il cuore come detto di coach Bettarini batte Tarcento, com'è andata? Insomma il divario tecnico è chiaro, Monfalcone è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, Tarcento manca qualcosa e chiaramente scavato il divario di 15-20 punti, poi tutto è diventato facile per Monfalcone, anche se secondo me non ha fatto una partita brillantissima Monfalcone, insomma ha sporcato le percentuali, le ha aggiustate solo nel finale. Mi dispiace perché i primi due quarti mi aveva Tarcento sorpreso almeno con la difesa, invece in questi terzo e quarto quarto sono un po' crollati, c'è stato anche poi l'espulsione di coach Andriola che chiaramente poi i ragazzi hanno avuto subito, come succede sempre, una reazione positiva, poi insomma manca la guida e subentra lo scoramento, comunque non era questa forse la partita da vincere, si poteva forse fare qualcosa di meglio, speriamo nel proseguo. Esatto, a 6 minuti e 07 come detto purtroppo da segnalare l'espulsione di coach Andriola per delle proteste, sicuramente un'espulsione che chiaramente incide, quanto incide non avere comunque il capo allenatore in panchina? Certo, chiaramente è importante, lui
sicuramente l'ha fatto anche per dare un po' una scossa in quel momento alla squadra che non stava reagendo, però insomma questa è una partita difficile per Tarcento, troppi tiratori, troppa gente. Come molto spesso avrà fatto lei, coach, sicuramente in panchina si cerca di dare una scossa. Però Monfalcone è troppo forte, in questo momento è al di fuori della portata di Tarcento, ma di molte squadre di questo campionato bellissimo. E forse anche della serie superiore, perché veramente sono giocatori di categoria, abbiamo detto Laezza, Macaro, Franco, eccetera, eccetera. E pur non facendo una partita strepitosa, lo stesso hanno messo 20 punti tranquillamente, anche 25 c'erano. Esatto, noi abbiamo segnalato, perlomeno per quello visto, sicuramente Munari per Tarcento, uno degli MVP, dall'altra parte Macaro e Giannotta da segnare, però lei che lo conosce Munari, grande gara per lui. Munari in terzo quarto importante, ha reagito nel momento in cui c'era da prendere in mano la squadra, ha fatto dei canestri che hanno tenuto viva la fiammella e chiaramente insomma poi da solo è troppo poco. Sì, ringraziamo. Del Tarcento chiaramente manca qualcosa, dai.